cambia totalmente, dove una volta si poteva salire un po', per là, no? Applausi dall'altra parte, grazie. Fanno quello per l'acustica, poi lo faremo anche noi ma dall'altra parte. Quindi vi faccio vedere com'era la struttura, qualcuno chiedeva prima, no? Come l'hanno ritrovata. Quindi qui va la ricerca, sono un nordamericano e un inglese, John Lloyd Stevens, Catherwood, che nel 1862 ripercorrono tutta l'America centrale. Diciamo, già conosciamo l'esistenza del Castiglio, lo vedete qui ci sono cavalli, carretti, c'era la strada, c'era un interesse culturale. Poi siamo in pieno periodo di ribellioni, no? 50 anni di rivolta non permettono, no, la ricerca, lo studio né al turismo, che non c'era ancora a quell'epoca, di restaurare la struttura. Quindi da qui passiamo a questa immagine degli anni 30, quando la Carnegie interviene, comincia a ripulire il Castiglio e poco a poco lo stiamo ricostruendo. Quindi vedrete appunto una parte semi-restaurata dalla parte 100% restaurata. Qui dovete immaginare la struttura al tempo totalmente colorata. I colori